ci vuole il 14,49 per superare Damiano Ferrari, che l'ha siglato 2 volte, quindi non basta ovviamente siglare un 14,48, bisogna per forza fare 1 centimetro in più per provare a fare un posticino in finale. Ora è la volta di Lorenzo Santese al terzo tentativo, o meglio al terzo lancio. E attenzione, perché qui sembra effettivamente arrivare vicino alla fettuccia dei 16 metri, lui che dopo un 14,10 un 14,15 aveva già realizzato quest'anno 16,89, ora deve inserire la misura, sembra abbastanza soddisfatto, ha veramente un attimino forzato. Arriva un 15,62, quindi lo portano al momento in sesta posizione, quindi un Santese. Quello inquadrato per i colori della Atletica Estense, società ferrarese. 15,62 al momento è davanti a lui per le 44. Qui siamo del peso. Lorenzo Santese in pedana è sesto con 15,62. 87, ancora meglio. Qui potrebbe migliorare diversi centimetri, attenzione, perché è vero che davanti a lui c'è il 17,44 di Andrea Tramontana, che abbiamo visto avere la spalla per provare anche una misura importante. Intanto arriva al 15,78, quindi si migliora decisamente di 16 centimetri Lorenzo Santese, ma rimane in sesta posizione. Ora è Andrea Tramontana, mentre il riepilogo della batteria 2 1.01.28 confermato per la Riccia, 1.04.83 per Bolis e 1.05.12 per Fiandaca. E qui inquadrato per il suo ultimo tentativo. Lorenzo Santese, che è vicino alla fettuccia dei 16 metri, vediamo se verrà misurata.